Buongiorno, benvenute e benvenuti a tutte e a tutti a questo incontro che si svolge, l'incontro Tradurre in italiano la letteratura greca demotica tardo-bizantina, perché e per chi, che si svolge qui all'Ateneo Veneto a margine del 24esimo Congresso Internazionale di Studi Bizantini che ha avuto inizio lunedì scorso, 22 agosto, a Venezia e si concluderà domani, convegno nell'ambito del quale oggi è stato eletto il nuovo presidente della IEB, l'Association Internationale des Études Byzantines, nella persona di Antonio Rigo, professore di letteratura di civiltà e letteratura bizantina qui all'Università Ca' Foscari di Venezia. Nell'aprire questo convegno mi fa piacere ricordare le istituzioni che variamente hanno sostenuto il progetto che ha portato alla tavola rotonda, grazie al quale appunto, progetto grazie al quale siamo qui oggi, l'Ateneo Veneto anzitutto, che ci ospita nella sua biblioteca oggi, il Ministero Greco della Cultura, il Consolato di Grecia a Venezia, l'Associazione Nazionale di Studi Neogreci e appunto il Convegno internazionale di studi bizantini, nonché l'Università Ca' Foscari di Venezia, che è qui oggi rappresentata dalla sua prorettrice della terza missione e professoressa di letteratura neogreca, Caterina Carpinato. Io sono particolarmente felice di dare oggi il benvenuto, di conversare oggi con amici e colleghi qui con voi, cioè convegnisti e cittadini e veneziane in una sede come appunto l'Ateneo Veneto, che è una sede per natura e per definizione aperta alla città. Questa è una sede in cui il mondo degli studi e della ricerca si salda con la vita della città e dunque è una sede in cui gli studi che muovono dal passato, che nel nostro caso muovono dal passato, guardano al presente e costruiscono nei limiti del possibile il futuro, che è quello che oggi proveremo a fare dal punto di vista dal punto di osservazione appunto dell'editoria dei testi bizantini in volgare nel panorama editoriale italiano. La tavola rotonda che oggi ho l'onore di coordinare è stata fortemente voluta, immaginata, pensata, costruita dalla professoressa Caterina Carpinato, appunto, che a Venezia, all'Ateneo Veneto, è più che mai di casa e non è forse un caso, io credo, che Caterina Carpinato sia a casa in una istituzione, quale appunto l'Ateneo Veneto, che dell'interazione, della frizione fra passato, presente e futuro ha fatto in qualche modo una vocazione, una istituzione che nella sua vita plurisecolare è stata peraltro a lungo e significativamente, come ascolteremo, animata da greci e greci veneziani. E non è un caso appunto che la professoressa Carpinato si sia figurata e abbia poi realizzato questa tavola rotonda perché essa verte intorno ai temi della traduzione, dell'arte difficile che è la traduzione e dell'editoria, che è uno snodo cruciale, io credo, del nostro lavoro di ricercatori e di studiosi. La traduzione è un'arte difficile, dicevo, è un'arte nobile. A mio modo di vedere è l'arte generosa e comunicativa per eccellenza nel mondo delle lettere. È l'arte che permette la transizione, la mediazione, l'allargamento del sapere. Oggi, appunto, grazie all'intuizione e alla volontà dell'amica e collega Caterina Carpinato, ragioniamo sugli esiti editoriali e sulle prospettive editoriali di testi, quali sono i testi bizantini in greco volgare, che sono testi del tutto esclusi dai curricula scolastici e non di rado di fatto esclusi anche dai programmi appunto accademici, che è un dato che molto li differenzia dai testi in greco classico, che sono appunto quelli a me per altre ragioni più familiari e per i quali la riflessione intorno alle fortune editoriali di questi testi parte dal presupposto che essi sono i testi che tutti i nostri studenti praticano quando si iscrivono al liceo classico. Dunque i testi bizantini in greco volgare costituiscono un territorio di confine
che poi in fondo forse è lo spazio in cui nascono le cose più rare, più preziose. E dunque sono veramente molto grata a Caterina Carpinato, non solo per l'onore di questo coordinamento, ma per averci permesso di essere qui oggi a riflettere su un aspetto nel quale si intersecano molti dei temi che dovrebbero, io credo, starci a cuore, non solo in quanto grecisti, non solo in quanto filologi, non solo in quanto bizantinisti o neoellenisti, ma io credo in quanto studiosi e in quanto intellettuali. Dunque, ancora molte grazie a Caterina. Ricordo brevemente gli amici e colleghi che sono qui con noi oggi, che sono Tommaso Braccini, Gianna Carbonaro, Cristiano Luciani, Marco Riccobon, Luigi Silvano da remoto, Francesca Vuturo da remoto e appunto Caterina Carpinato, la quale trarrà le conclusioni di questo incontro. Io comincerei lasciando la parola all'amico e collega Tommaso Braccini. Tommaso Braccini insegna all'Università di Siena, ha insegnato prima che a Siena all'Università di Torino e nella sua produzione, nella sua molto vasta, molto ricca produzione scientifica, a me piace ricordare particolarmente due aree, due ambiti. Uno è quello della filologia classica. Tommaso Braccini ha avuto l'energia, il coraggio, l'intelligenza di pensare, cosa davvero rara nel panorama editoriale italiano, un manuale di filologia classica per gli studenti, che è un'impresa che ogni professore di filologia classica sa essere delicatissima e particolarmente difficile. E accanto a questo cotè più appunto classicistico, Tommaso Braccini ha avviato e sviluppato negli anni una ricchissima produzione scientifica nella quale ha dato molto spazio all'ambito delle narrazioni folcloriche, come appunto accade anche nell'ultimo volume che vorrei ricordare e che ricorderemo ancora, La nave di Caronte, che ha pubblicato insieme con Luigi Silvano nel 2022, quindi in questi mesi, ma appunto la sua produzione si estende da Plutarco fino alle estreme, come dire, alle ultime propaggini della letteratura in lingua greca. Dunque ringrazio moltissimo tutti, ringrazio Tommaso e gli lascio la parola per aprire questa tavola rotonda. Prego. Allora, grazie Margherita per questa bellissima presentazione e naturalmente grazie anche a Caterina, la professoressa Carpinato, per aver organizzato questo incontro e grazie a tutti gli intervenuti. Allora, stasera appunto dirò qualche parola su un testo, lo Ptocoleon. Lo Ptocoleon, lo dico appunto per chi magari non è troppo addentro, diciamo, a lavori, è un poemetto in ottonari tramandato in varie versioni e si ritiene appunto che le versioni più antiche risalgano al XIV secolo. Questo poemetto io l'avevo conosciuto negli anni dell'università a Firenze. E dov'è che l'avevo conosciuto? Nelle pagine della letteratura neoellenica di Bruno Lavagnini, che c'era stata raccomandata molto caldamente dal mio maestro Enrico Livrea, che in quegli anni per l'appunto teneva corsi pressoché insieme di letteratura greca, filologia bizantina e letteratura neogreca. Riusciva, diciamo, da solo a dare voce a tutte queste anime del greco che lui definiva, insomma ricordo ancora bene, tutte ipostasi diacroniche di un'unica lingua. E così dicendo, devo dire, ecco, affascinava i suoi non tantissimi studenti, ma quelli che c'erano, insomma, gli erano molto affezionati e pendevano dalle sue labbra, li affascinava e dava una prospettiva che poi, devo dire, ho cercato per quello che potevo di fare mia. Ci offriva, insomma, delle prospettive importanti, ovvero che il greco non si esauriva con quello classico, ma andava avanti, arrivava fino a noi e lui, ripeto, ci dava un esempio inimitabile, peraltro, insomma, di capacità di gestire tutti questi piani. Allora, leggendo Lavagnini, la terza edizione della sua letteratura, quella del 69, c'era un poco più di mezza pagina dedicata allo Ptocoleon, ma mezza pagina efficacissima, veramente efficacissima. C'era un riassunto che
coglieva tutti i punti essenziali, e tra l'altro insomma Lavagnini si era occupato anche del romanzo greco antico, e si vede che la narrativa gli interessava. E poi c'era un giudizio alla fine, no? Dice: interessante sotto l'aspetto della lingua, il racconto non è privo di suggestione e di efficacia descrittiva. Questo era, come dire, il giudizio che ne dava. Ecco, all'epoca erano fine anni 90, diciamo, fine anni 90, non c'era Google Books, non c'erano tante cose, insomma non era facilissimo accedere poi effettivamente alle edizioni dei testi che uno trovava nella letteratura. Quindi mi era rimasto in mente questo testo, e ora in pochissime parole insomma dirò di che tratta, perché è molto curioso. Mi aveva molto colpito, perché la trama fondamentalmente sembra quella di una novella, potrebbe essere una novella del Boccaccio, e mi aveva molto colpito, però io non ero riuscito a leggerlo, quindi ero rimasto, per così dire, con la voglia. Perché di cosa parla? Allora, lo Ptocoleon del titolo sarebbe il povero leone. Non è un leone animale, lo dico appunto per magari chi non è, può non aver familiarità, ma è una persona di una certa età, un tale Leone di nome, il quale a un certo punto, da ricco possidente, si trova povero in canna, perché c'è un'incursione di pirati, di corsari, che gli rubano tutto e quindi non ha più niente. Allora, lui e la sua famiglia stanno morendo di fame, ma che succede? A un certo punto questo leone, che è pieno di risorse, convince i figli a venderlo come schiavo. E dice: non vi preoccupate perché riuscirò a gestire la situazione. Lo vendono come schiavo e lo compra l'imperatore o il re, dipende questo dalle versioni. Perché? Perché appunto Leone dice di sapere, di conoscere 4 arti. Lui è in grado di valutare correttamente il valore delle pietre preziose, dei cavalli, delle donne e degli uomini. Viene preso appunto dal sovrano, a seconda delle versioni, che tuttavia il sovrano lo maltratta, lo chiude in una specie di carcere, insomma se lo dimentica lì, ma alla fine, con l'andare del tempo, questo vecchio leone terrà fede alle sue promesse, quindi sarà in grado di scoprire in maniera inaspettata il valore di una gemma che ha comprato il sovrano, poi di un cavallo, poi di una fanciulla di cui si è invaghito, e rivela sempre, ripeto, realtà che apparentemente non comparirebbero, e alla fine svelerà allo stesso sovrano che non è figlio di chi crede, quindi gli svela di essere un figlio sostanzialmente illegittimo, ma appunto il sovrano alla fine, per comprarsi il suo silenzio, lo copre d'oro, lo libera e lo rimanda alla sua famiglia. Questo in estrema sintesi è il contenuto dello Ptocoleon. Allora, ripeto, una trama ingegnosa, una trama divertente, e si è notato fin dall'Ottocento, tra l'altro, che questa storia, che è una sorta, appunto, stata paragonata a una detective story ante litteram, perché è tutta basata sull'intuizione, la deduzione soprattutto, ha tutta una serie di paralleli in Oriente e in Occidente. Si va appunto da paralleli buddisti del V secolo d.C., nei Jataka, alle Mille e una notte, nel novellino c'è una storia quasi uguale, nelle prediche di Bernardino da Siena c'era un exemplum molto molto simile. Insomma, si tratta di uno di quei testi affascinanti che compaiono appunto a Bisanzio e che appunto affiorano nel mondo greco medievale dopo magari aver circolato per tutto l'Oriente, e danno vita a versioni che sono affascinantissime, sia in lingua dotta sia in lingua volgare, no? Quindi basta pensare per esempio alla storia di Barlam Yoasaf, che deriva dalla storia del Buddha, oppure a quella che si chiama Narrazioni di Alessandro e Semiramide, e che è una versione appunto bizantina della storia di Turandot, che quindi potrebbe essere interessante per gli appassionati d'opera. Comunque mi era rimasta in mente questa storia, questo dello Ptocoleon, e nel 2017 si sono presentate finalmente le condizioni perché riprendessi questo testo, perché volevo fare un corso sui testi in greco volgare a Torino all'epoca, e per studente della triennale, e quindi mi serviva qualche cosa di accattivante e che fosse accessibile per chi partiva dal greco classico, perché ovviamente il punto di partenza è quello. Quindi ci voleva appunto una lingua abbastanza accessibile e un testo non troppo lungo e piacevole. Quindi mi sono ricordato di quello e finalmente insomma sono riuscito a procurarmelo, prima nelle edizioni quelle più vecchie, mi è piaciuto, e poi a quel punto, visto che anche gli studenti alla fine avevano molto apprezzato questo tentativo, ho pensato che potesse essere l'occasione buona per provare a tradurlo in italiano.
L'impresa, come dire, non era banalissima per un motivo. Sostanzialmente è un testo che, pur essendo molto divertente, molto accattivante, non ha quasi traduzioni in lingue moderne. Ovvero ce n'è una in greco moderno, c'è una vecchia traduzione in tedesco, poco accessibile, e in italiano non c'era assolutamente niente. C'era solo una parafrasi del 1908, ma insomma abbastanza inutilizzabile. Quindi, come dire, il campo sembrava abbastanza sgombro. Ho pensato bene di fare una proposta, in questo caso a Einaudi, e devo dire che non era scontata la cosa, ma insomma c'è stato un interesse. Devo anzi ringraziare il dottor Mauro Bersani per averci creduto fin dall'inizio, e lo devo anche ringraziare in questo senso per aver accettato, dopo insomma una serie di confronti e di chiacchierate, di fare uno strappo alle regole della collana nella quale è comparso, ovvero per aver accettato di inserire il greco a fronte, perché non era previsto in origine. Non era previsto, ma lì devo dire ha avuto la lungimiranza di capire che uno dei pregi, secondo me ce ne sono tanti di pregi, ma uno dei pregi di questo testo è veramente il greco, perché è accessibile, è interessante, è divertente, e alla fine insomma ce l'abbiamo fatta, quindi è comparso anche il greco a fronte. A questo punto, come base, appunto, fortunatamente c'era un'edizione aggiornata, moderna, scientifica. Ho scelto appunto come base l'edizione minor, che era stata pubblicata nel 2011 da Kekayoglu, quindi, ripeto, questo è stato sicuramente un grosso aiuto. Ho scelto però, distanziandomi in questo appunto dall'edizione di Kekayoglu, di stampare il greco con il sistema politonico. Quindi nell'edizione del 2011, anche chiaramente per venire incontro a lettori greci moderni, si è scelto il sistema politonico. Nel mio caso, appunto, mi è sembrato opportuno invece reintrodurre spiriti, accenti circonflessi e quant'altro, proprio per rendere il greco più vicino alle aspettative di quello che poteva essere il pubblico italiano. Quindi la scelta, ripeto, è stata dovuta anche ed essenzialmente a questo. Ovviamente, diciamo, ecco, sulla mia scrivania, oltre all'edizione minor del 2011, quella più recente, c'è stata anche l'edizione major dello stesso Kekayoglu, che è quella del 78, che era la sua tesi di dottorato monumentale, importantissima, e che devo dire, per procurarsela, insomma, ci è voluto un bel po', però insomma alla fine c'è stato anche questo. A questo punto c'era da scegliere quale versione tradurre, perché ce ne sono 4 sostanzialmente, 4 versioni del testo, di cui 2 più antiche, del XIV secolo. Una è quella più lunga, considerata la più antica di tutte, più lunga, e a quanto risulta è stata compilata da un monaco, è stata scritta da un monaco. Infatti nell'interno della novella ha inserito tutta una serie di tirate moraleggianti, misogine soprattutto. Questa è la più antica. L'altra versione, l'altro candidato, era una versione lunga circa la metà di quella più lunga. La più lunga sono 970 versi, l'altra è all'incirca la metà, versione detta cipriota, perché ci sono degli elementi che fanno capire che è stata elaborata a Cipro. Non ci sono tirate misogine o moralistiche, ci sono invece dei riferimenti precisi al regno dei Lusignani, a quello che sembra, quindi insomma sarebbe anche di interesse, come dire, in questi luoghi, e soprattutto, ecco, il fatto che non sia passata da un ambiente ecclesiastico emerge anche dalla frequenza di come dire, parolacce, insomma, diremo parole abbastanza sconce, di cui è portatrice. Alla fine devo dire che la versione cipriota mi pareva molto efficace, mi piaceva molto. C'è un problema, che c'è una lacuna, c'è una grossa lacuna, quindi uno degli episodi del racconto è caduto, e alla fine, non potendo stamparle, tradurle tutte e due, ho privilegiato la versione più lunga, cercando di mettere in nota, come dire, le varianti principali appunto di quella cipriota. Quindi alla fine, insomma, è stata privilegiata la versione monastica, che comunque, nonostante queste tirate, presenta anch'essa vari elementi di interesse, non ultimo il fatto che è appunto la più
manifestamente bizantina, perché si parla di Costantinopoli, si parla di un imperatore e si parla per esempio della Mese, la strada principale di Costantinopoli, come luogo dove viene venduto come schiavo Leone e poi viene acquistato dall'imperatore. Quindi, come dire, anche questo mi pareva importante per far capire che la produzione in greco volgare può essere non meno bizantina e costantinopolitana di quella dotta, perché tante volte insomma potrebbe passare magari il messaggio invece che solo di aree più collaterali. Come traduzione, e qui mi avvio verso la conclusione, ho pensato appunto a una traduzione piana, non in versi, però appunto verso per verso, che pur non essendo metrica cercasse di veicolare il ritmo molto vivace, molto rapido, quasi cantabile, che hanno gli 8 sillabi originari del greco. E alla fine appunto, anche utilizzando i sussidi approntati da Kekayoglu, che nella sua tesi di dottorato aveva inserito un lessico in fondo che è stato abbastanza utile, come dire, ho cercato appunto di rendere al meglio il testo greco. Ecco, poi naturalmente insomma ci sarà spazio per la discussione. Devo dire però che alla fine di tutto, come prospettiva futura, come desiderio futuro, anche quando poi è stato pubblicato il testo, mi è rimasta la voglia di tradurre, e anche questa sarebbe una prima volta che io sappia, perlomeno in italiano, proprio la versione cipriota. Quindi come prospettiva per il futuro ci sono questi poco più di 400 versi della versione cipriota che secondo me, ecco, si presterebbero molto bene ad essere tradotti, anche chissà in un volume collettivo insieme ad altre cose, e che secondo me si presterebbero anch'esse molto bene per ricreare un ambiente, in questo caso appunto Cipro del XIV secolo, dà proprio l'idea, anche con delle menzioni specifiche, dei mercanti levantini occidentali che affollavano Famagosta, insomma la rendevano un centro cruciale del commercio internazionale e anche degli scambi di culture, come emerge. Ecco, credo insomma in definitiva che non ci sia un posto migliore di Venezia e dell'Ateneo Veneto per concepire, ecco, un progetto come questo e per lanciare questa proposta. Grazie. Allora, grazie Tommaso per questa riflessione che io credo già offre molta materia per la discussione, che forse faremo alla fine in modo tale da tenerci uno spazio di riflessione comune. Mi limito solo a dire che il collega Braccini nella sua conversazione ha messo in luce alcuni aspetti che io credo torneranno nella discussione. Anzitutto il nesso inestricabile e fecondissimo tra didattica e ricerca. Non è un caso che il pensiero, il desiderio di questo lavoro sia nato dentro il tuo corso e, se non capisco male, dentro un corso per studenti formati anzitutto nel greco classico, che è un aspetto che la professoressa Carpinato conosce molto bene, col quale tutti dobbiamo confrontarci, perché in fondo è la base, come dire, il fondamento comune della conoscenza dello studente universitario quando arriva appunto, quando si iscrive all'università e desidera studiare questi temi. E ancora un aspetto su cui mi fermo molto brevemente, su cui sarebbe bello tornare, è l'aspetto delle redazioni plurime, che rappresenta una sfida ecdotica sempre per questi testi, e però appunto la sfida ecdotica ha senso perché è anche una sfida interpretativa, e trovo molto suggestivo che tu non abbia potuto pubblicare la redazione che desideravi pubblicare, perché la lacuna ti ha creato un problema, che è un problema di tipo narrativo. Esatto. E dunque la filologia è senso, come dire, significa il senso del testo di fatto. E quindi grazie molte, poi mi piacerebbe molto che potessimo tornare su questi temi. Ora appunto l'architettura della tavola rotonda prevede che la parola passi alla professoressa Giovanna Carbonaro. Giovanna Carbonaro insegna al Liceo Verga di Modica a Ragusa e si è formata in quella vera e propria fucina di studi neogreci che è stata l'Università di Catania, dove appunto si è formata anche la professoressa Carpinato, con una dissertazione di laurea dal titolo Lirica petrarchesca a Cipro nel XVI secolo, sonetti e strambotti nel codice marciano, appendix greca nono 32.
Cipro è un luogo che tornerà nelle nostre riflessioni oggi, è un luogo peraltro a cui è dedicata in questi giorni una mostra di manoscritti e antiche edizioni nel Salone Sansoviniano della Biblioteca Marciana, e dunque vi esorto ad andare a visitarla se avete tempo e modo. Mi limito ancora ad osservare, prima di lasciarle la parola, che nel suo molto ricco percorso formativo la professoressa Carbonaro ha svolto un dottorato di ricerca all'università, il proprio dottorato di ricerca all'Università appunto di Cipro, dove si è addottorata nel 2000. Ancora stiamo finendo. 17, però il ciclo di dottorale, diciamolo, va bene, si è completato, e il che appunto ci sollecita a riflettere anche sulle relazioni e sulle intersezioni che nella mostra sono molto ben illustrate fra la città di Venezia e Cipro. Dunque ringrazio molto Giovanna Carbonaro e le lascio la parola. Tu hai un PowerPoint, Giovanna? 17, 30, Sì, bene, grazie. Me lo comandi tu, vai, così. Oppure... il problema è la condivisione. Altrimenti posso fare anch'io, non è che se lo apri... benissimo. Per andare avanti qui, giusto? Per scorrere le slide. Va bene qua? Sì, dimmi solo come devo scorrere le slide. Sì. Quindi questo? Sì. Questo... Per andare indietro e questo per andare avanti? Perfetto, ok. FN F5 per avere lo schermo. Sì, lo schermo intero. FN F5. No, io uso Virtual da qui forse, perché... Vabbè, ma poi lasciamo anche FN. E perché sì, no, sai che siamo in condivisione schermo, quindi è questo. Sì, sì. Va bene. Sì, sì, ecco, grazie. Ok. Grazie a tutti, buonasera. Ringrazio di cuore Caterina Carpinato che mi ha voluto coinvolgere in questa iniziativa che ho trovato da subito molto entusiasmante, molto stimolante. Ho colto con grande entusiasmo, grazie a Margherita Rosacco, all'Ateneo Veneto che qui ci ospita oggi, a tutti voi che siete qua. Permettetemi, prima di dare inizio a questo brevissimo intervento, di rivolgere anche un sentito grazie alla mia maestra, che mi manca molto, Francesca Rizzonervo. Ma entriamo in medias res. Perché tradurre i testi della produzione letteraria greca in demotico? Per chi? L'interrogativo, spunto appunto di riflessione del nostro incontro di oggi, potrebbe già trovare una prima risposta proprio in queste parole di Francesca Rizzonervo, tratte proprio dall'introduzione all'edizione dello Stefanidis Echnilatis. L'interesse verso la traduzione di un testo non dovrebbe limitarsi a quello storico, filologico e linguistico, alla ricerca delle origini, ma dovrebbe estendersi alla comprensione della sua ora, della leggibilità. Il riferimento qui è nello specifico ai testi della letteratura greca medievale tradotta, allo Stefanidis e Echnilatis in particolare, ma penso che queste osservazioni possano estendersi in generale a tutti i testi della letteratura greca medievale che ad oggi sono noti solo alla ristretta cerchia degli specialisti, anche a causa di mancanza spesso di traduzioni e di anche edizioni aggiornate. Il rischio di contaminare questi testi, per così dire, cedendo alla facile tentazione della bella traduzione o peggio ancora ignorando le problematiche ecdotiche, ricorrendo a traduzioni congetturali ove essi risultino incomprensibili o lontani dal nostro sentire comune, è sempre dietro l'angolo. Comunque, senza indugiare ancora, che non è né la sede né il momento di sciorinare la vastissima bibliografia relativa alla teoria e alla prassi della traduzione, mi soffermerò sugli interrogativi e le problematiche che si trova a fronteggiare chi si cimenta nella traduzione dei Poimata Emnosta, d'amore e di passione, una silloge poetica della prima metà del XV secolo, tramandata anonima
dai fogli ai fogli 130 verso, 131 verso, 324 verso, 326 verso e 330 recto, 331 verso, da un codex unicus, il Vidomonense teologico greco 244. È articolata, stando alle mie ultime appunto ricerche, in 4 gruppi di liriche che per comodità chiameremo alfa, vita, gamma, delta, di diversa estensione, opere di altrettanti verseggiatori di probabile formazione e origine cretese. Il Vidomonense è noto a tutti noi, databile fra la fine del XV secolo e i primi decenni del XVI, è uno dei testimoni più autorevoli della letteratura greca demotica, ci ha restituito, oltre alle liriche d'amore, 23 fra i testi più letti e tradotti della produzione letteraria greca medievale, databili dal XII al XVI secolo, molti dei quali di provenienza cretese, elemento questo di non trascurabile importanza ai fini anche dell'individuazione del luogo di composizione della nostra raccolta. La tavola dei contenuti del codice, che adesso vorrei mostrare, Pinax tu parontos vibliu, io ho evidenziato proprio il titolo, designa come Pimata Emnosta un gruppo di liriche che si trova ai fogli 130 verso, 131 verso. Quindi, ma l'elenco infatti delle opere si chiude praticamente con la menzione del Polemos tis Troados. Mi è parso tuttavia che questo titolo si prestasse benissimo anche a definire e a presentare gli altri gruppi diversi, anche perché ritengo che fosse più corretto intitolarli così che inglobarli con generalizzazioni nell'espressione chanson populaire grecque, che invece ricorre nei titoli dell'Editio Princeps, che è del 1874, che è di Legrand, e anche nella edizione che poi è l'ultima, la più recente che abbiamo, del 1931, che è quella di Pernod. Ora, il progetto di questa edizione della Silloge Vidomonnese, della quale si sente cogente il bisogno a poco meno di un secolo di distanza dall'edizione di Pernod, risale a molti anni fa, quando, alle prese con la nuova edizione del canzoniere cipriota Marciano, poi edita da Rubettino nel 2012, durante un periodo di ricerche a Vienna presso la National Bibliothek, ho avuto fra le mani questo bellissimo codice vidomonense. Da lì l'idea di uno studio comparato di diversi testimoni della lirica d'amore medievale in demotico, al fine della ricostruzione di un genere specifico, dotato di una sua autonomia, di caratteristiche di stile e lessico tutte sue, un genere che il compianto Mikhail Sitiotakis definiva genre dell'antologie lyrique e di cui già vagheggiava l'esistenza proprio nel 1998. Un genere che si è sviluppato parallelamente a quello romanzesco, perché certo non può essere soltanto imputabile al caso che la gran parte delle sillogi d'amore in greco demotico siano circolate tramite gli stessi manoscritti che hanno restituito i romanzi cavallereschi. E aggiungo, hanno smesso di circolare quando quei manoscritti hanno smesso di circolare. Dal 2015 poi quel progetto iniziale ha preso forma, si è andato piano piano concretizzando grazie proprio al Dipartimento di Studi Bizantino-Elleunici dell'Università di Cipro, che lo ha accolto, promosso, è divenuto poi oggetto della mia tesi di dottorato, adesso ormai in fase di stesura finale, sotto la guida della professoressa Irina Papadaki, che se ci sta seguendo colgo l'occasione per ringraziare. Se obiettivo primario di questo mio percorso di ricerca è quello di mettere a disposizione della comunità scientifica un'edizione aggiornata di un testo complesso e poco noto, ad oggi addirittura stupisce la scarsa bibliografia sulla silloge viennese, che sembra essere stata quasi dimenticata dagli specialisti. Il secondo è stato da subito quello di provare ad individuare in questi versi elementi base del lessico d'amore e delle emozioni che caratterizza il genere. E qui devo dire, l'ispirazione è stata ancora, come dire, arricchita da una pubblicazione dell'Università La Sapienza, una pubblicazione di un progetto di ricerca. Il volume del 2015 si intitola, e questo è significativo, Ragionar d'amore, il lessico delle emozioni nella lirica medievale, un progetto gestito dai filologi romanzi. Mi sono chiesta perché no, sono i nostri interlocutori, chiaramente. Ma torniamo alla nostra silloge. Tradurre questi versi non è certo il primo passo, è soltanto, anzi il primo passo per approdare poi, attraverso la consultazione dei più diffusi e noti repertori, digitali e non, di lirica amorosa occidentale, di cui oggi disponiamo, e approdare a uno studio comparato, ai fini anche della ricostruzione del background culturale di provenienza.
Come per esempio, qui cito Nikki Heidenauer, in un contributo del 2003, alcune parole chiavi di un suo intervento: scopo precipuo di una traduzione allo stato attuale non può essere quello di adattare l'atmosfera del testo da tradurre nella nuova lingua all'atmosfera del paese dove i nuovi lettori risiedono, ma quello di trasferire i lettori nell'atmosfera del testo originale. È da queste riflessioni che ho preso le mosse, quando, iniziando a tradurre le liriche della silloge villebonese, mi è sembrato di scorgervi fra le varie inferenze letterarie, che sono davvero tante. Mi riferisco per esempio ai Dimotica Tragudia, agli Erotopegni, alla Rimada Corischeneu, agli Oniricao Pimata di Marino Sfalieros, alla produzione lirica di Leonardo Dalla Porta, fino poi ai versi della silloge del Codice Napoletano, ai romanzi cavallereschi, eccetera. Ripeto, mi è sembrato di trovare anche echi di poesia trovatorica. Ed è su questo punto che desidero soffermarmi. In realtà già Panayotopoulou Doulavera, Vicky Panayotopoulou Doulavera, che nel 2017 ha pubblicato l'edizione del Cataloghi Astichi per Erotos Agapis, più noti come Erotopegnia, tramandati da un codice Additional 8241 del British Museum di Londra, aveva ventilato l'ipotesi che in questi versi fosse visibile l'influsso della lirica trovatorica e dei modelli lirici occidentali. E per quanto la bibliografia in merito sia ancora piuttosto limitata e un campo di indagine ancora da sondare, certo è che trovatori come Rimbaud de Beccariat e Elias Cairel parteciparono alla Quarta Crociata, trascorsero qualche periodo della loro vita in terra ellenica e grazie ai repertori digitali della lirica trovatorica ad oggi disponibili in rete ho provato a sondare il terreno. Ed è emerso che anche i versi della silloge villebonese sembrano echeggiare le voci dei trovatori, come accade per esempio in questa lirica, che appartiene al terzo gruppo di componimenti della raccolta, che leggo per esigenze anche di tempo in traduzione italiana, la traduzione che ho provato io a fare. Da che vidi la tua amorosa beltà, il tuo bel viso, il tuo voluttuoso capo, la mia mente mi costringe, o bella mia, a far le lodi, a celebrare il tuo fascino, le bellezze che hai. Tu dalle seriche e sottili ciglia, tu bella dal marmoreo collo, le tue labbra sono rosse, i tuoi seni brillano. Altri versi della nostra raccolta rimandano, oltre che al topos della descrizione della bellezza della donna amata, sovente appellata nella nostra raccolta, questo è molto interessante, Curtesa, Chirà, Afentria, da intendersi probabilmente con domina. Si va intrecciando anche con quello della sintomatologia della passione amorosa, sicché per esempio noi leggiamo nella settima lirica del primo gruppo di componimenti: che cos'è ciò che sento sì da tremare, trema il cuoricino mio come foglia di noce, e via discorrendo. Non mi soffermo oltre su questi esempi che avevo proposto a voi. Bene, nei primi decenni del XIII secolo, uno di quei trovatori cui facevo ora cenno, tale Elias Cairel, che trascorse un periodo della sua vita alla corte di Bonifacio di Monferrato, dedicava a tale Isabella una lirica d'amore. E così scriveva, questa è la traduzione che ne dà l'editore Giosuè Lachin: del suo bel corpo flessuoso e delicato, bianco e pieno, profumato e dolce, vorrei descrivere il volto, ma ho gran paura di sbagliare. Se io contemplo il suo nobile aspetto che desidero, i suoi capelli ramati più che ora fino, e la sua bianca fronte, le ciglia arcuate e sottili, e gli occhi, e il naso, la bocca sorridente, per poco non la prendo davanti a tutti. Ho il cuore tremante e timoroso, signora, quando sono al vostro cospetto. Certo, perché ho voluto citare questi versi? Certo non per andare alla ricerca a tutti i costi di fonti occidentali delle liriche di viennesi, non è questo il punto, altro è lo scopo. Nel tradurre i versi greci non ho potuto fare a meno di sentire l'eco di tutta una tradizione occidentale che dai trovatori è giunta fino a Petrarca, ancora oltre. Ciò dovrebbe bastare a dimostrare come in questi componimenti viennesi, in una originale texture letteraria, temi emotivi ma anche tecniche poetiche della lirica d'amore occidentale si sposano e si incontrano con quelli della produzione lirica greca medievale di stampo amoroso. Questi versi, pur ancorati alla tradizione versificatoria greca, proto-bizantina, ma anche greca antica, ad esempio vengono utilizzati diversi sottogeneri tipici della tradizione greca come l'alfavitos tisagapis, l'eroticopittachine, eccetera, hanno tuttavia sposato poi stilemi, immagini, lessico, che si ritrovano anche nelle liriche trovatoriche e nella produzione poetica di tematica amorosa italiana. Quindi siamo
testo ben lungi dal capolavoro di sincretismo culturale che è il canzoniere cipriota, e ben diversi in effetti sono rispetto a quelli problemi che ho dovuto fronteggiare quando ho messo mano all'edizione con traduzione italiana del canzoniere, perché lì in quel caso, nel caso del canzoniere marciano cipriota, il rischio più grosso era quello di incorrere in una, per così dire, traduzione della traduzione, visto che molte di quelle liriche erano già traduzioni o rifacimenti di poesie italiane di Petrarca o di petrarchisti del 400 o del 500, quindi si poteva anche scadere facilmente nella banalizzazione. Invece nel nostro caso abbiamo a che fare con una lingua, per così dire, mista, connotata dall'uso di elementi della tradizione dotta, arcaismi o elementi della tradizione demotica, il ricorso a termini dialettali, cretesi in particolare, influenzata dalla tradizione orale, insomma un exemplum di quella che Hans Heidenreich definisce kiniton piton, la koiné dei poeti praticamente. La lingua delle nostre liriche quindi non è dissimile da quella di molti altri testi della letteratura medievale in demotico, greco di questa epoca. Il lessico in particolare, nonostante si abbia a che fare con 4 diversi verseggiatori, talora è ripetitivo, caratterizzato da formularità, infarcito di frasi stereotipate tipiche anche del demotico Tragudi, a voler tacere dei termini composti, molti dei quali sono apax, di tutte le figure retoriche che si rincorrono con una frequenza straordinaria. Ed è così che, per ricorrere a un esempio, e qui mi avvio a concludere, si smarriscono in traduzione italiana le peculiarità sintattico-lessicali, ma anche la musicalità e il ritmo degli ottonari trocaici che leggiamo nella strofa di chiusura proprio dell'Alphavitos Tissagapis, della nostra silloge, in cui non può sfuggire, metafore a parte, il gioco di epifore mavra, lavra, tavra, che potete vedere nel testo greco. Io mi limito ancora a leggerlo in traduzione italiana, che ripeto ho provato a fare. O incantevole gentildonna, meravigliosa piccola pernice, bella, bellissima fanciulla, i tuoi neri piccoli occhi vorrei io ritrovarli lì ove io già li ritrovai e baciarli, questi occhietti neri, sicché il fuoco d'amore esca fuori dal mio nero cuore. Certo, probabilmente non sapremo mai se il verseggiatore nello scrivere nata filu, nata mavra, che naxevene ni lavra, ecta scotia muta mavra, si stesse augurando di baciare quegli occhietti neri della sua amata perché la passione d'amore che lo affliggeva si palesasse una volta per tutte, oppure, come intende Pernod nella traduzione in francese, sparisse per sempre dal suo cuore tormentato. Quindi sta a noi decidere che sfumatura dare al verso. E allora, come comportarci? Se vogliamo, insomma, che la traduzione di questo e di altri componimenti della silloge sia, come diceva sempre Nick Heidenreich, fedele il più possibile, libera dove necessario, dobbiamo arrenderci all'evidenza. Chi leggerà in traduzione questi e altri versi del repertorio della lirica d'amore greca medievale potrà giudicarci incapaci di ricreare le atmosfere, il fascino che quei testi trasmettono in lingua originale e tacciarci di essere dei pessimi traduttori o di averli mal interpretati. Piaccia o meno l'esito del nostro sforzo metafrastico, però noi avremo reso alla comunità scientifica un servigio in termini di fruibilità di testi non altrimenti noti, se non ad una cerchia veramente ormai troppo ristretta di eletti. E avremo comunque squarciato le nebbie in cui molti nostri studenti delle nostre università, pur animati da vivo interesse, sincero interesse nei confronti di queste opere, arrancano perché privi degli strumenti per decodificarle. Italo Calvino, come è noto, sosteneva che tradurre è il vero modo di leggere un testo. Allora io direi, da qui, riappropriamoci di questo concetto, facciamo col tradurre in modo che nella formazione letteraria delle nuove generazioni il mondo della letteratura greca demotica conquisti nuovi spazi. O godere di questo prezioso patrimonio resterà solo un puro vezzo accademico. Grazie. Grazie Giovanna per molte ragioni, non ultima la conclusione nel nome di Italo Calvino. Tradurre è veramente il vero modo di leggere un testo ed è, io credo, anche un esercizio intellettuale senza uguali, proprio per il tentativo di colmare il vuoto interpretativo fra noi e il testo. In questo senso, in questo forse è davvero il proprium di questi studi, io credo, molto più che nella pretesa possibilità di insegnare a ragionare. Quello vale anche per la matematica, io penso. Certo. Il greco e il latino hanno il vuoto interpretativo che è dato dallo iato storico fra noi e questi testi, esatto. E questo credo che sia veramente un tratto ineliminabile. E ti ringrazio anche per molte ragioni per aver ricordato
il nesso tra la circolazione dei testi e la circolazione dei manoscritti, che vanno necessariamente sempre insieme, per averci mostrato i tesori, che sono poi tesori di storie, prima ancora che di testi, che si racchiudono, che si nascondono dentro sillogi, manoscritte anche dimenticate, come appunto nel caso del Vindobonense, e per il rapporto, e qui davvero si intravede una linea, io credo, con il Magistero di Francesca Rizzonervo per il rapporto fra Oriente e Occidente, al quale Francesca Rizzonervo ha intitolato una collana, la collana di Rubettino, e che emergeva in modo anche commovente a pensarci, ecco, nel suo lavoro, quindi grazie davvero. Grazie a voi. Ora la parola va al professor Cristiano Luciani. Cristiano Luciani insegna lingua e letteratura neogreca all'Università di Roma Tor Vergata, ha lavorato sui rapporti fra la letteratura italiana e la letteratura greca e moderna, in particolare sulla produzione cretese dei secoli che vanno dal XIV al XVII. La sua vasta produzione va dunque dallo studio della letteratura cretese fino ai poeti greci, appunto Cavafis e Seferis, e dunque copre un arco cronologico vastissimo. Io comincio a pensare che questa sia davvero una caratteristica dei neoellenisti, che non sempre forse i grecisti di altre epoche hanno, cioè questa ampia, come dire, questa cronologia molto vasta. Ecco, quindi il professor Luciani ci parlerà della traduzione del poeta Saklikis e gli passo con molto piacere la parola. Grazie. Vi ringrazio per l'ospitalità e per questa presentazione, e voglio arrivare subito al punto, anche perché credo che la tavola rotonda si arricchisca di sollecitazioni interessanti. Ho sentito nelle relazioni precedenti notevoli spunti di riflessione. Mi fa piacere che noi che insegniamo letteratura greca moderna abbiamo anche fatto esperienza al liceo e sappiamo cosa significa avere un patrimonio culturale di ragazzi che vengono all'università conoscendo il greco classico e cercando di far aprir loro, anche ai colleghi che insegnano greco e latino, un mondo che a volte per loro è sconosciuto. E una volta che lo scoprono rimangono abbacinati, rimangono coinvolti, e quasi non fosse loro mai stato detto nulla, insomma. Eppure ogni tanto qualche sollecitazione c'è. Però i programmi scolastici, la tradizione un po' sfittica, vuoi anche il peso dato dai filologi classici alla loro materia e alla scarsa apertura, che invece è molto importante alle epoche successive. Prima parlavamo di una lingua, quella greca, che ha la fortuna di essere letta ancora oggi con i significati di un tempo. Quindi chi insegna greco moderno deve tener conto della cultura classica, perché non si può interpretare un Cavafis, un Elitis, un Seferis senza conoscere il patrimonio, l'eredità che un semplice lemma, una parola, eccetera, può avere e può tornare nella cultura moderna. Perché? Perché i greci sentono profondamente questo patrimonio. A volte lo vogliono malcellatamente criticare, ma altre volte se ne sentono proprio efficacemente eredi. Io ho provato a tradurre diverse cose, da ultimo l'opera un pochino più corposa è stato l'Erotocritos, che è un capolavoro della letteratura cretese, che anche lì non è stato facile mettervi mano. Però ho cominciato, le esperienze di traduzione nella prima letteratura cretese, quella dei secoli XIV-XV, affrontando testi anonimi ed eponimi. Ora, il caso di Saklikis, che è del XIV secolo, fine XIV secolo, presenta delle problematiche interessanti, ma anche delle provocazioni. Volevo innanzitutto... Dove sta qua? Ecco, no. Non va. Prova. Neanche. Eccolo.
Ecco, volevo solo brevemente ricordare quelli che sono gli indicatori che un traduttore deve tenere presente. Abbiamo un prototesto, un traducente e un metatesto. Semplifico, non mi addentro nelle teorie della traduzione, eccetera. Prototesto, che è il testo della cultura emittente, che però va inteso come processo in divenire. Il traducente, che oltre alla parola che traduce il prototesto, è anche l'idea che si forma nella mente del traduttore e che media fra prototesto e testo finale o metatesto, e il metatesto, che è il testo della cultura ricevente o anche il testo che descrive un altro testo, come una nota, un apparato critico e così via. Ecco, nel caso di Sachlikis, che abbiamo preso come prototesto, l'esercizio di traduzione presenta un complesso intreccio di problemi di ordine linguistico, culturale, sociale, che necessita indiscutibilmente di essere tenuto presente per arrivare alla cosiddetta traduzione totale. Mi sposto dalle terminologie teoriche per arrivare un pochino più all'elemento focalizzante. Cioè, quando noi parliamo di traducibilità o di intraducibilità, stiamo parlando di cose astratte. La traducibilità è relativa. Si potrebbe dire che non esiste una teoria della traduzione, perché ogni testo ha la sua storia e i suoi problemi, quindi richiama delle attenzioni diverse, degli elementi di scarto diversi, cosa tradurre, cosa non tradurre, come rendere, nella mia lingua di arrivo tutte le possibilità che aveva il testo originale di rendere qualcosa? Non lo so, dobbiamo lavorarci sopra. Innanzitutto chi affronta un testo volgare, letterarizzato a creta di questi secoli, XIV, XV secolo, deve tener conto della forbice culturale che c'è, geografica, temporale, fra chi ha fatto il testo originale e chi fruisce il testo. È un ideale che può condizionare sicuramente la traduzione, perché, come diceva lei prima, ci avviciniamo con la cultura moderna al sapere antico o avviciniamo il sapere antico alla sensibilità moderna. Il prototesto che noi abbiamo predisposto per la traduzione aveva come obiettivo ovviamente un pubblico accademico, quindi era destinato a una rivista specialistica, per cui è stato necessario affrontare anche problemi ecdotici, cioè da quale manoscritto tradurre, oppure è possibile ricostruire il testo sulla base delle varianti insignificanti o significative, eccetera. Quindi si trattava di arricchire anche la discussione nel metatesto di un apparato critico e poi alla fine anche di un glossario per tener conto di tutti gli elementi di scarto. Perché il traduttore, o meglio il fruitore della traduzione, legge una traduzione ma non si rende conto che dietro c'è tutto un processo di elaborazione, di decisioni, spesso anche sbagliate, ma non importa, visto che sono pochi i testi che traduciamo, è bene cominciare ad averne qualcuno per poi problematizzarci e dire va bene, c'è questa traduzione, qui va bene, qui va meno bene, però intanto esiste, la correggiamo, andiamo avanti, come no, esistono per i classici, esistono infinite traduzioni dello stesso autore, della stessa opera. Ogni editore si preoccupa di avere la propria collana di testi classici e poi ci sorprendiamo se due persone traducono del greco moderno la stessa cosa. In realtà non è proprio la stessa cosa. Ora, lo studioso che si avvicina alla traduzione di un testo medievale adesso ha a disposizione questa grande opera che è uscita nel 2019, The Cambridge Grammar of Medieval and Early Modern Greek, i 4 volumi, che permette di raffinare un pochino la conoscenza della lingua di quell'epoca. Per Sachlikis le cose sono un pochino più complicate perché gli editori non hanno avuto a disposizione delle edizioni critiche recenti, ma semplicemente si sono dovute basare su altre edizioni di fine 800, dei primi del Novecento. Però con questo strumento si possono valutare
e giustificare eventualmente correzioni di tiro nella traduzione per livellare il testo a favore del lettore destinatario, oppure mantenere meccanismi sintattici, iterazioni formulari, parallelismi pleonastici, ridondanze stilistiche, senza nascondere la percezione della effettiva distanza culturale fra il prototesto e il metatesto. Non ci dobbiamo meravigliare se allora parlavano in quel modo. Non possiamo noi essere giudici di una situazione culturale che non ci appartiene. Così, quando si traduce un testo come quello di Sachlikis o di autori contemporanei, è chiaro che bisogna tenere in considerazione le caratteristiche socioculturali di Creta, in questo caso del 300-400, oltre che dell'influsso letterario italiano. Perché, come abbiamo visto, la cultura italiana, soprattutto tramite Venezia, tramite anche la cultura trovatorica, che è approdata sia a Cipro sia a Creta, quindi nelle colonie veneziane, eccetera, in maniera abbondante ed efficace, è chiaro che dobbiamo tener conto anche di quest'altro studio di base, quello di Nikolaos Panayotakis, The Italian Background of Early Cretan Literature, cioè sul tutto il patrimonio italiano che ha influenzato in qualche modo la costituzione di questi testi. Ora, per tradurre un'opera come quella di Sachlikis bisogna tenere in considerazione determinate componenti. Per esempio le condizioni storiche determinate dalle ribellioni dei cretesi contro i veneziani nel primo periodo di acquartieramento, la ribellione di San Tito ed altre, oppure la pesante eredità lasciata dalla peste nera 1348, dalla pandemia di allora, l'organizzazione sociale ed economica di Candia, come la chiamavano i veneziani nell'epoca in cui è vissuto l'autore, gli antagonismi dogmatici fra cattolici e ortodossi, anche se nell'opera di Sachlikis non compare in maniera evidente. La situazione della tradizione manoscritta relativa ai codici che tramandano l'opera di Sachlikis, le proposte critiche e la storia dei tentativi di edizione dall'Ottocento a oggi, il retaggio culturale di Sachlikis e lo studio dello stile e della lingua. Ora, a proposito della lingua di Sachlikis, si può generalmente osservare che essa resta attestata su una Mischsprache medievale, non ancora connotata da forti interferenze locali cretesi, come saranno alcune opere successive, come le opere del teatro cretese oppure dell'Erotocritos che ho menzionato prima. Anche se alcune parole sono orali o di non facile comprensione, per cui per interpretarle occorre tener presente, come diceva il professor Alexiou, Stylianos Alexiou, che è stato un fine interprete della cultura cretese, bisogna tenere in considerazione la consistenza metrica e il contesto culturale, il contesto testuale di riferimento. Riporto qualche esempio così, tanto per dare un'idea. Sono tre parole o espressioni che ricorrono nel testo di Sachlikis che possono determinare un interesse particolare. Una è l'espressione Stivania tragica. È un'espressione che appare nella cosiddetta Aphigisis Paraxenos, che vorrebbe dire di per sé racconto strano, strampalato, eccetera. È un titolo che non ha dato Sachlikis, ma ha dato il primo editore alla fine dell'Ottocento, Papa Dimitriou, con una prefazione, una lunghissima introduzione in russo, eccetera. E che per noi, però, almeno per quello che mi riguarda, non rende ragione all'opera di Sachlikis come ci è pervenuta attraverso i manoscritti. Io ho rintitolato l'opera Periton Choriaton Cheton Avvocaton, cioè sui villani e gli avvocati di Candia. Perché? Perché Sachlikis ci lascia dei medaglioni, un po' come nei fabliaux medievali, che si riferivano a delle categorie sociali precise, non so, contro i villani,
le satire contro i villani, le satire contro le donne, contro le vedove, contro i ricchi, contro gli avvocati, eccetera. Insomma, varie categorie. Allora, forse non sarà questo il titolo che avrà dato Saclichis, però è più vicino sicuramente a questo titolo di Afigis Paraxos, racconto strampalato, stravagante. Perché? Perché lì ci narra un po' autobiograficamente quello che lui avrebbe subito. Poi anche qui c'è da fare una riflessione su quello che è autobiografia e quello che è autobiografismo, perché nel Medioevo fare autobiografia non solo non era abbastanza non era di moda, si poteva prendere spunto da un vissuto personale e poi letterarizzarlo, condirlo con delle possibilità artistiche diverse. Quindi il fatto che Saclichis fosse stato imprigionato perché denunciato da una donnina allegra del tempo, su cui lui poi si scaglia, insomma, in un'altra canzone, oppure di aver scritto i suoi versi in prigione. Quanti ne hanno scritti di versi in prigione? Insomma, ne abbiamo tant'è che ormai si parla di topos letterario e non più di esperienza diretta, è soltanto uno spunto che si allinea poi a una tradizione appunto di topoi. Allora, Stivania Tragica, a un certo punto Saclichis, sbattuto in mezzo ai villani, si accorge che questi andavano fieri della loro immagine, indossando, ecco, per le feste Stivania Tragica. Leggo solo la traduzione. Quando poi è giorno di festa si radunano insieme, immagina che tremenda cagnara e che bordello, chi indossa corte braghe di lino tinto, chi una veste bianca a filo doppio di cotone, chi porta scarpe tutte sdrucite e chi se lo può permettere forse anche risolate. Calzano pure stivali di capretto, cioè tragica non significa tragici, non ha niente a che vedere con la tragedia, eccetera, ma è il tragos, la capra. Quindi erano stivali particolarmente preziosi perché non erano fatti con gli scarti delle pelli, eccetera, ma proprio di capretto. E quindi ci dà anche una piccola nota di colore folcloristico di come venivano abbigliati in quel caso. Oppure sul tema del lepriasusin, Chiemerichi lepriasusin, Chiemerichi loviasun. Allora, la traduzione che qui ho abbozzato anche cercando di rendere la rima e il decapentasillabo con un risultato fallimentare, però permettetemi almeno una volta nella vita di citarlo, così poi lo cestiniamo. Sappi, figlio mio Francischi, che in ogni contrada vera piaga dei giovani sono le donne di strada. Chi giace con loro busca una rogna, non ha scampo e tutto quel poco che ha lo scialacqua in un lampo. C'è chi dal morbo guarisce, ritorna in sanità, gioisce per la salute e vaga per la città. E chi s'è preso la lebbra, chi con la peste a letto, passa la giovane stagione interno al lazzaretto. Chi è saggio da meretrici gira bene a largo, però al fine resta morto, chi a tempra non è gargo. La prostituta, qui si parla delle politiches, è insomma come la peste. Se si incontra non lascia scampo, è il messaggio che vuole far passare Saclichis, sicché il fitto richiama i morbi, allude a una condizione morale senza consapevoli riverberi di una precisa condizione reale. Insomma, se la passavano a destra e a sinistra senza niente a che letterariamente, senza niente come modi di dire, aver niente a che fare con un fatto, un'epidemia locale in quel momento. Anche perché nel Medioevo sappiamo che le società mercantili, come erano quelle appunto veneziane, cretesi, cipriote, eccetera, erano ben aperte ai commerci, agli scambi, alle invasioni e anche alla libertà di ammalarsi. Insomma. Per cui il riferimento alla Lovada, che in un codice di Saclichis è in questa forma, Lovastra in un'altra, ha suscitato un interesse da parte della critica
e chi l'ha tradotto come peste o interpretato come peste e chi come sifilide e così via, cercando di datare addirittura il manoscritto dopo l'introduzione della sifilide al XV secolo e così via. Anche lì c'è da discutere prima di tradurre. Terzo esempio, Biscantarum. Ecco, terzo esempio interessante questo caso, si sente l'italiano, Biscantarum, no? Che è tradito in questa forma da un manoscritto, mentre da un altro è Pescantarum, ed è l'edizione, in questa edizione è stato, che è una recente edizione Christichi, come la chiamano, cioè non è un'edizione critica, ma è un'edizione tascabile, non lo so, perché va bene, ma comunque da lettura, ecco, conservano questa lezione Pescantarum. E le interpretazioni sono rimaste finora piuttosto aleatorie, dando origine a fraintendimenti per il semplice fatto che il termine è stato allontanato dai suoi referenti contestuali. E qui ritorna l'insegnamento di Alexio. Guardate il contesto. Che chini ismianirchisa natragon che napinun natragodun latinica che namme biscantarum. Che vuol dire? Quelli sarebbero i carcerieri che mi hanno imprigionato, hanno cominciato a mangiare e a bere, io sto in prigione, il poeta o come la voce narrante e gli altri che stanno fuori, personaggi rozzi e comunque abbastanza come dire, reprensibili, e cominciano alcuni traducono o interpretano cantarellare, biscantare, canticchiare, come dice Papa Dimitriu, pure Reichenkorn. In realtà non si tiene conto del pronome personale me biscantarum. E biscantare, il biscanto, sì, è vero, come diceva Panayotakis, che è il canto a duplice voce del coro, eccetera, sotto due parti e così via. Ma in realtà è una forma diciamo degenerativa del nostro canzonare, cioè prendere in giro. Quindi biscantare, mi prendevano in giro mentre mangiavano e bevevano, come dire, tant'è vero che poi ci sono alcune espressioni per dire vieni, mangia con noi, mangia in compagnia, loro mangiavano chissà che cosa rispetto al pane e acqua che poteva avere il povero malcapitato. E questa definizione di biscantarum è stata anche accolta nell'epitome del lessico di Criaras, che mi cita una mia così interpretazione. Fa piacere, tutto da discutere. Non vado avanti perché poi non avremo modo di confrontarsi nella discussione o nella tavola rotonda. Però ecco, ci sarebbe anche un'altra cosa che mi sta a cuore relativamente a Saclichis, che è stato avanzato rispetto al suo conterraneo e coevo della Portas, Linardo della Portas, solo sulla base di documenti d'archivio, ma sulla base dei confronti letterari emergerebbe che la satira di Saclichis forse ammiccherebbe a Della Portas e quindi sarebbe il caso di riavanzare Della Portas come primo autore della letteratura cretese e non l'altro, però è tutto da vedere ancora, è diciamo un'ipotesi di lavoro. Vi ringrazio. Grazie a Cristiano Luciani per questo vero esercizio di riflessione sul testo e anche per questa ipotesi di lavoro piuttosto rivoluzionaria finale. E io passo subito la parola al professor Marco Riccobon, che insegna latino e greco presso il liceo classico veronese Marconi a Chioggia e che si è laureato qui all'Università Ca' Foscari di Venezia sotto la guida di Caterina Carpinato, dunque in filologia dell'antichità, con una tesi intitolata La contesa degli animali quadrupedi, poema satirico in greco volgare del XIV secolo, poema del quale oggi ci dirà. Grazie. Buonasera a tutti, io fondamentalmente sono qui per rievocare un'esperienza, perché ci tengo a sottolinearlo, diversamente dai miei colleghi, non sono uno specialista. Ok, quindi questa mia traduzione risale a un ventennio fa e è nata dal rapporto di lavoro che ho da sempre con la professoressa Carpinato, che mi coinvolge.
Erano gli anni dell'università, adesso ormai da tempo insegno nella scuola secondaria, e la professoressa mi propose di tradurre per la tesi specialistica di filologia e letteratura dell'antichità la traduzione del poemetto in decapentasillabi intitolato Digisis Pediophrastos ton tetrapodon zoon, lunghissimo titolo, cioè storia sollazzevole degli animali quadrupedi. Qui si vede? No, non c'è il... Vediamo se... Sì? Ah, eccola qua. Quest'estate sono stato a Santorini. Io ho da sempre un rapporto privilegiato con la rappresentazione degli animali in letteratura. Prima di tradurre questo poemetto tardo-bizantino avevo condotto un lavoro sulle metafore animalesche in Luciano, quindi avevo rintracciato tutte le metafore, tutti gli insulti, tutte le similitudini e via dicendo nei dialoghi satirici di Luciano. E quindi mi sono chiesto perché non fare un lavoro comparato estendendo questa analisi anche alla letteratura tardo-bizantina, che in quegli anni a Venezia si incominciava a studiare anche fra gli studenti dell'università. Bene, qui ho inserito questa immagine soltanto perché passando da Santorini quest'estate ho potuto ammirare nel museo Proistorico un affresco che ritrae dei quadrupedi tetrapoda e siamo nel XVII secolo a.C. Quindi mi piace investigare un tema partendo magari dagli anni micenei e catapultandomi all'improvviso anche, perché no, nel 400 alla fine dell'età bizantina. Allora, di cosa si tratta? Si tratta di un poemetto di circa 1 migliaio di versi, 1082 per la precisione, in cui si susseguono continuamente delle contese verbali tra gli animali più importanti, tra i quadrupedi più importanti. C'è un primo e un secondo tempo. Quindi nel primo tempo si sfidano proprio verbalmente e se ne dicono di tutti i colori gli animali di piccola taglia. Primi a parlare, naturalmente, ho Catis, che ho Bondicos, di cui esiste anche un altro poema in versi decapentasillabi e si tratta sempre di storie di animali, favole di animali, bestiari di animali, molto comuni nella prima letteratura neogreca, tardo-bizantina, meno comuni in Italia, anche se abbiamo dei sonetti che comprendono degli apologhi, penso per esempio a Bindo Bonichi, ma anche a un sonetto di Cecco Angiolieri. Però si tratta di composizioni meno estese. Coppie di animali che si sfidano, a volte anche dei trii, dei terzetti. La cornice è piuttosto esile. Il Re Leone invita, dopo le prime perplessità degli erbivori, tutti gli animali della terra a riunirsi. Abbiamo anche una data, si riuniscono il 15 settembre del 1474, la data che viene fornita è molto più complessa, nel 6873 dalla creazione. I bizantini pensavano di poter datare la creazione del mondo al 5508, mi sembra, quindi è divertente anche questo calcolo. Gli animali si incontrano e soltanto alla fine di questo convegno, che assomiglia un po' al nostro, scoppia una guerra e a vincere paradossalmente sono gli animali erbivori e non quelli carnivori. Bene, queste sono le coppie di animali. Difficoltà e bellezza. Perché poi ho scelto di tradurre proprio questo poemetto? Le difficoltà per uno studente universitario sono decuplicate rispetto a quelle per uno studioso. Innanzitutto c'erano numerosissimi termini che non si ritrovano né
nel dizionario della Roche, del Montanari, né nel dizionario di Babiniotis, e quindi bisognava impossessarsi di uno strumento come quello del Criaras. Poi, su molti termini rari, apax, anche qui ce ne sono a bizzeffe, gli stessi studiosi danno interpretazioni diverse. Poi la lingua, insomma. La mia traduzione è ancora acerba, è la traduzione di uno studente non pienamente maturo, però potrebbe costituire uno strumento utile per chi volesse procedere verso una traduzione più consapevole. E secondo me, in cosa consiste la magia di questi componimenti? Nel ritmo del decapentasillabo, in questo trotto salterellante, che è difficile da rendere in italiano. Come lo rendo? Con il nostro endecasillabo tradizionale? Riesco a escogitarne uno o due? Devo farne 1082, non è semplice. Vediamo qualche composto e parliamo anche di unità della lingua greca, perché questi lunghissimi composti del tardo bizantino, comunque della lingua demotica, possono essere confrontati con gli epiteti omerici. Qui abbiamo Ranglazorathatos, che significa dalla coda che rotea spirali, è il leone. Ma i composti non riguardano soltanto gli aggettivi, riguardano anche i verbi, e quindi il gatto, niktovlepi. Come lo traduco, niktovlepi? Ci vede di notte? Notturno vede? Provate anche voi. E poi c'è anche la scurrilità, qui non siamo ancora alla scurrilità, però sono interessanti perché i medievali vivevano la comicità in maniera un po' più forte rispetto a noi, avevano un rapporto con il corpo molto più diretto e quindi per lunghe parti del poemetto incontriamo anche uno stile giambico, archiloco, quella gente là, insomma, e le ingiurie, megalomustacato nel topo, lungobaffo. E poi, eccole qua, megalopsolon, non lo traduco, è l'asino, megalorchizaton, ancora peggio, e via di questo passo. Ci sono anche espressioni non soltanto scurrili, ci sono composti anche di grande raffinatezza, come il qui presente megalomanduses. Quindi dagli asini salaci passiamo invece alle dame tardobizantine con i loro lunghi manti. Le dame lunghi manti. Qui ho riportato alcuni esempi e alcune delle traduzioni del 2004. Leono agri oftalmos che ranglazorathatos. La densità formulare è molto elevata in questo poemetto e ogni animale viene presentato con il suo epiteto suggestivo, un epiteto che spesso è un apax. Infatti Criaras rimanda sempre alla Vigisis Pediophrastos. Eccolo qua, il gatto. Qui per esempio è un caso interessante. Come traduco proton toncati stellusin zioti nictovlepi? Letteralmente è per primo inviano il gatto perché ci vede di notte. La scelta cade subito sul gatto. Questo è un endecasillabo. È una traduzione molto più libera rispetto alla prima, però fornisce degli spunti di riflessione. Tutte le immagini che vedete le ho prese da un'edizione americana di Nick Nicholas e George Baloglu che uscì proprio nell'anno in cui io svolgevo questo lavoro di ricerca, nel 2004, e che provengono da un codice che proviene da Costantinopoli, se non sbaglio.
vabbè, saltiamo sull'asino megalomazzucaton, però insomma, megalomazzucaton, vedete, psematalegis fliarecchie peris akafrase, eroechon evron topachin megalomazzucaton, macrim pachin chiestivaron ruzuno chiefalato. E questa è la bellezza di siffatta poesia. Vabbè, non indugio sulla traduzione. Invece indugerei di più. Qui avevo riportato Burchiello. Perché Burchiello? Perché come si possono fare dei raffronti tra greco antico e greco, che ne so, medievale, ma anche greco del Novecento, e poi vedremo Kazantzakis magari, si possono fare raffronti, confronti, comparazioni tra letterature diverse. E i luoghi comuni sono numerosi e ci si accorge, studiando magari un animale in particolare come l'asino e le sue caratteristiche più ricorrenti, che la rappresentazione di alcuni suoi tratti ritorna ancora più violenta in poeti del nostro Quattrocento come Burchiello. Questo è un sonetto realistico in cui il barbiere, tu parlavi di poeti che finiscono in prigione, Burchiello è uno di questi, e siamo negli stessi anni, un po' dopo. Burchiello descrive qui, naturalmente con uno stile comico-realistico molto accentuato, la sua abitazione, intorno alla quale la sera compaiono degli asini che fanno incapricciare le donne. Ma veniamo a qualcosa di più coerente anche con questa cornice aristocratica. Veniamo alle dame lunghimanti, e qui magari propongo la traduzione del tempo. Questo è un apax, per esempio. Allah chieto zermatimu enetetimimenon, sta parlando la lepre. Ogni animale ostenta i propri pregi e attacca il proprio avversario soffermandosi su una serie di difetti. Forito istin kefalin pas megas ton archondon, che a pas megas iatros che megas marcatandos, notevoli le panalessi, le ripetizioni, megas, 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 alla che iarchondis si megalomanduses, opuchuntas macrasuras, che sirnuntas opiso. Questo è un momento quasi lirico, raro per la Digis Spediofrastos. Pregiata è anche la pelle, che indossano sul capo le grandi autorità, vuoi il medico di spicco, vuoi il ricco mercante. E aggiungi anche le dame lunghimanti, che strascichi trascinano infiniti. Ecco forse una traduzione un po' modernizzante, no? Che non tiene conto della lingua del Quattrocento, troppo spostata verso il Novecento. Faccio autocritica. Cosa mi è venuto in mente? Le dame lunghimanti, ma come? In Omero troviamo 3 volte le troiane dai lunghi pepli. Nella prima di queste occorrenze, anzi è sempre Ettore a parlare, ma la prima citazione è tratta dal famoso episodio che lo vede parlare insieme ad Andromaca nel 6° libro dell'Iliade, Aideomai. Provo vergogna nei confronti dei troiani e delle troiane dai lunghi pepli, 3 volte nell'Iliade. Allora sono andato a cercare la traduzione che Kazantzakis insieme a Kakridis fanno di questa formula omerica. E cosa ho trovato? Ho fatto una piccolissima, una microscopica scoperta. Cioè Kazantzakis usa per tradurre Omero l'aggettivo composto della Digis Spediofrastos. Allora mi faccio una domandina, un prelievo di Kazantzakis dalla storia dei quadrupedi, chissà,
magari invece era un aggettivo abbastanza diffuso nella cultura orale della Creta del tempo e noi non lo sappiamo dalle fonti scritte, oppure può trattarsi anche di un prelievo consapevole, magari mediato dai lessici di Kazantzakis, dalla storia dei quadrupedi. E poi naturalmente quando parte il loop vuoi vedere lo stesso aggettivo composto anche negli altri autori della letteratura antica. Quanto al Chesipeploi lo troviamo per esempio in Alceo, ma non più a definire le troiane, bensì le abitanti della sua isola, le Lesbiades. È un frammento dell'Alceo in esilio che si lamenta per il fatto di non poter partecipare alla vita politica della sua isola e di essere confinato nel santuario di Era, dove sfilano le giovani di Lesbo dai lunghi pepli in gare di bellezza. Ed intorno risuona ogni anno l'eco arcana del grido rituale delle donne. Bravo Alceo, ma anche Bruno Gentili sa tradurre meravigliosamente. E qui torniamo negli anni del XVII secolo, dove le donne di Santorini, di Thera, anzi di Calliste, come la definisce Erodoto nel quinto libro, già appaiono delle donne dai lunghi plepli. Vi ringrazio. Allora, grazie al professor Marco Riccobon per questo saggio di quanto feconda possa essere una dissertazione ben fatta, ben scelta, ben guidata. Io non dico una parola di più e passo subito la parola al professor Luigi Silvano, che insegna filologia classica e filologia umanistica greca e latina a Torino, che ha molto lavorato anche su letteratura e filologia bizantina e che parlerà di un testo, molto suggestivamente, I versi dal carcere, di Michele Glica, che è anche contenuto, che potete leggere fra l'altro nel volume La nave di Caronte, che vi menzionavo prima, come appena apparso per Einaudi nel 2022. Grazie Luigi, ti lascio la parola. Grazie a te Margherita, spero che mi si senta. No, sì, perfettamente. Non ti vedo ma ti saluto molto volentieri. Grazie molte a Caterina Carpinato per aver organizzato questa bella tavola rotonda, per avermi invitato. Mi dispiace molto per uno stupido infortunio, non partecipare di persona, però vi saluto tutti molto calorosamente. Allora, nei pochi minuti che abbiamo a disposizione vi volevo parlare, e intanto provo a condividere lo schermo, di un testo che in realtà che in realtà ho iniziato a tradurre, di cui c'è un estratto nel libro che si menzionava prima, ed è un testo un po' come è successo per Tommaso Braccini con il suo Ptocoleon, di cui avevo sentito parlare molti anni fa, quando appena laureato ero stato ingaggiato per redigere una serie piuttosto cospicua di voci per un dizionario degli autori bizantini, che poi però non vide la luce. Ma però quell'esperienza qualcosa servì, perché mi diede la possibilità di leggere tante cose, di leggere tanto, e come accadde a Tommaso mi imbattei anche nella menzione tra le opere di Glica di un testo di cui all'epoca era molto difficile procurarsi fisicamente le edizioni, perché si era appunto nei primissimi 2000 e molte opere non erano digitalizzate, eccetera, eccetera. Questo testo infatti si trova in edizione critica nel 1959, questi versi del carcere di Emanuele Glica, che è sostanzialmente introvabile. Non esiste una copia in Italia, solo recentemente sono riuscito a procurarmi un PDF da Vienna. Per fortuna il testo però era stato inserito nel TLG, cioè in questo database informatico utilissimo che tutti noi grecisti utilizziamo, ed avevo avuto modo di leggere il testo privo di introduzione, eccetera, eccetera lì. Michele Glica è un autore
ovviamente poco noto, ma è anche un autore che non può essere classificato come tardo bizantino, perché è un autore, direbbe un collega caro a Tommaso, a me, del grande XII secolo. Perché allora proporlo per questa discussione? Perché in realtà quest'opera è stata vista come anticipatrice della letteratura vernacolare successiva, proprio perché ha dei tratti popolareggianti sia nella lingua sia soprattutto nella veste metrica, perché è un altro testo composto in decapentasillabi o pentadecasillabi, che dir si voglia, cioè nello stikos polyphikos, che proprio nel XII secolo comincia a diffondersi come mezzo, come dire, come strumento della produzione letteraria bizantina, anche di un certo livello, perché è il secolo in cui scrive, per esempio, Teodoro Prodromo, ma ci sono i Carmina Protopodromica, con cui questi lavori di Michele Glica hanno diverse affinità. Allora, chi era questo Michele Glica? In 3 parole, appunto, vissuto nel XII, forse originario di Corfù, non sappiamo, è attestato come grammaticos, che vuol dire tutto e niente, perché può essere, grammaticos può indicare che fosse un segretario di palazzo o un magister o chissà cos'altro. Le fonti dicono, ma le fonti sono molto controverse su questo personaggio, perché in realtà abbiamo una nota manoscritta all'interno dell'unico manoscritto che ci ha conservato il suo poema, e che non si può far risalire all'autore, in cui si dicono alcune cose più o meno attendibili, tra cui quelle che potrebbe essere stato coinvolto in un complotto ai danni di Emanuele I Comneno e quindi incarcerato. Ma questa notizia può essere stata anche semplicemente inventata da chi abbia letto il testo e abbia voluto dare un contesto a questa incarcerazione di cui l'autore parla. Alcuni hanno provato a identificarlo con un omonimo Michele, condannato per stregoneria intorno al 1200. Come che sia, di Michele Glica abbiamo molte altre opere, soprattutto una cronaca, poi abbiamo dei capitoli di argomento teologico. Abbiamo un altro, sempre nello stesso manoscritto, encomio questa volta dell'imperatore che l'avrebbe incarcerato, il che già rende sospetta la vicenda, la veridicità, l'autobiograficità della vicenda che lui ci racconta qui. Cioè, da una parte scrive un poema sempre in versi politici per elogiare l'imperatore Emanuele per la sua vittoria contro i nemici ungheresi senza spargimento di sangue, dall'altra scrive questo opuscolo in cui si vede, in cui narra di una sua prigionia, di un suo imprigionamento, ed è un opuscolo che si conclude o è nella forma. Allora, intanto è un opuscolo composito, perché vedremo che all'inizio ha proprio parte dalla rievocazione dell'infanzia e soprattutto dei suoi studi, e poi inizia piano piano a configurarsi come una sorta di petizione, una petizione per chiedere perdono a un Basileus, ma questo Basileus di volta in volta si fa fatica a capire se sia davvero il Basileus, cioè l'imperatore bizantino, oppure il Basileus con la B maiuscola, se vogliamo, cioè il Signore dei Cieli, di cui il primo è vicario sulla terra. Cioè non si capisce se questa petizione in realtà non sia una sorta di inno penitenziale: ho peccato, quindi Signore liberami dalle sofferenze e abbi pietà di me. Però formalmente il testo si presenta anche come una petizione però strana, è stato notato da molti, perché disattende tutte le regole codificate del genere, come ha rilevato tra gli altri Ruth Macrides. Quindi è un testo che che solleva molte curiosità. È davvero un testo scritto per quello che dice di essere stato scritto, cioè per chiedere la liberazione del carcere al sovrano, oppure è un'opera, è una fantasticheria?
È un'opera scritta per compiacere Emanuele Comneno, che secondo alcuni, per esempio secondo Krumbacher, che non solo è il founding father degli studi bizantini moderni, ma è anche il primo che ha dedicato uno studio a Michele Glica nel 1895. Ebbene, secondo Krumbacher, quest'opera sarebbe stata scritta per andare incontro alla predilezione di Emanuele per la letteratura in volgare, soprattutto per questa letteratura in pentadecasillabi. Quindi tutti questi interrogativi che rimangono aperti a tutt'oggi, è stato scritto appunto per un imperatore, è stato pensato per essere letto in pubblico, magari in un teatro, cioè una sorta di auditorium, è stato scritto su commissione. Tutti questi interrogativi che restano, come vi dicevo, aperti, non fanno che aumentare la nostra curiosità per questo testo. Quindi se io dovessi dire le ragioni per cui potrei figurarmi di cercare di tradurlo integralmente, sono 581 versi, non è un poema molto esteso, c'è innanzitutto questa curiosità, questi dubbi che permangono, insieme con una reale esigenza, che è quella di dare al testo la prima traduzione in una lingua moderna, perché il testo non è mai stato tradotto. Ce ne sono alcuni piccoli estratti in inglese in un articolo di Bourboakis del 2007, piuttosto generico e di taglio contenutistico, e null'altro. C'è questo estratto che è confluito nel nostro volume. Quindi mancano traduzioni che possano servire sia traduzioni commentate, al pubblico degli studiosi, sia al grande pubblico, per avvicinare anche testi di questo tipo, come è già stato osservato, a un pubblico più ampio, del lettore colto, degli studenti universitari, eccetera. E poi, quali altri sono i punti di interessi e quali i problemi che comporta la traduzione di un testo di questo tipo? Per come dire, parlarne, esaminiamo rapidissimamente in 3 minuti 3 piccoli estratti. I primi sono 2 estratti che non sono contenuti nel nostro libro, di cui vi do una traduzione, come dire, di servizio provvisoria. Si diceva la lingua, no? Guardate la prima parola, imun, con cui inizia, chiaramente imun pedin, chiaramente non è la Hochsprache, la lingua alta dei versificatori bizantini cui siamo abituati, no? Lui ci dice, ovviamente poi possiamo anche notare tante altre cose, no? Questo bel ritmo che scorre liscio come un fuso del pentadecasillabo, cioè, vedete, lo dico per i non addetti ai lavori, l'accento costante sulla 14ª, cioè sulla penultima sillaba, e poi una serie di altri accenti disposti in determinate posizioni ricorrenti, e la cesura fissa a metà, 8 più 7 sillabe. Allora, vi leggo semplicemente la traduzione, sto a leggervelo nel testo originale, chi vuole spero che si veda più o meno sullo schermo. Ero fanciullo, ora son vecchio. Molte parti del mondo ho attraversato, ho ascoltato gli uomini del passato, molti libri ho letto, di ogni cosa ho fatto esperienza, ogni strada ho perlustrato. E ancora ho preso per filo e per segno le storie dei miti e i racconti delle vecchierelle. Fin dalla tenera infanzia, ex apalonno Nikon, un modo di dire già classico, cercando di conoscere tutto ciò che mi capitasse sotto mano e di non finire immerso nell'abisso dell'ignoranza. Allora, su queste righe potremmo fare tante osservazioni, no? Intanto, se torniamo alla domanda perché tradurre un testo di questo tipo, perché è interessante anche per chi si accosta alla letteratura bizantina con gli occhi del classicista. Questo è un esempio della Bisanzio classica, mescolata con la Bisanzio medievale, che in questo caso ricorre soprattutto in certe forme della declinazione verbale e nominale,
ma molto del resto è classico. E cosa ci ricorda soprattutto questo attacco? Beh, a me ricorda moltissimo l'inizio dell'Odissea, no? Queste iterazioni dell'aggettivo pollus, molto, pollas. Ricordate l'attacco dell'Odissea in cui di Ulisse Omero dice che mala polla planze, molto viaggiò, molto errò e vide le città di Pollon Antropon, cioè di molti uomini, e di molti uomini conobbe l'intento, conobbe l'animo. Allora anche questo si configura come un viaggio di conoscenza. Il viaggio di conoscenza che, anche se volete, un'immagine che ci avvicina, e questo è un altro tema che secondo me qua viene fuori molto bene, dell'importanza che i bizantini danno all'istruzione, della centralità dell'istruzione per ogni bizantino. E il nostro autore, significativamente all'inizio del poema, dove poi ci sono anche citazioni altre che non abbiamo tempo di approfondire, Basilio di Cesarea ai giovani, eccetera, eccetera, rimarca proprio la sua formazione. Il secondo passo che volevo mostrarvi non è questo, ma è questo. Allora, dopo questa parte, come dire, introduttiva, si comincia a entrare in argomento e l'autore ci racconta di come è entrato in questo carcere che sembra l'inferno. Lo leggiamo qui sempre in traduzione, no? Lui dice all'erotas tontanaton vuli mazzin ton aden, e cioè, ma mi chiedi della morte, vuoi saper dell'Ade? Ade intendo ta numera, che non tradurrei perché è il nome con cui erano, ovviamente di ascendenza romana, latina, con cui era conosciuta una delle prigioni di Costantinopoli, no? L'Ade, per Ade intendo ta numera, peggio dell'Ade, poiché quanto a patimenti o a vessazioni, cacosin, vincono, sono peggiori dell'Ade stesso. Laggiù, infatti, come sentiamo dire, come si sente dire, i dannati, sottintendo, si vedono l'un l'altro, e questo è di sollievo agli afflitti. Ma in questa fossa tenebrosa e profondissima né luce giunge agli occhi, né v'è compagnia alcuna. Allora, ho pensato di leggervi questo passo perché qui siamo nella Bisanzio medievale, non più nella Bisanzio classica, medievale come ispirazione. Perché? Perché questo passo ci fa venire in mente alcuni racconti, anche molto antichi, di epoca tardo-antica, appunto, dell'aldilà, e alcune visioni in cui si riflette su questo punto preciso, che qui secondo me l'autore ha in mente, rielabora, in qualche modo ne ha influenzato. E cioè il fatto che nell'Ade si sta comunque male, ma i dannati, come dire, che in qualche modo hanno un sollievo, sono quelli che possono in qualche modo vedere i volti degli altri, e cioè guardare un altro sembiante umano. Perché? Perché Dio ha creato l'uomo a sua immagine e somiglianza. Quindi vedere la faccia, il viso di un nostro compagno di sventura è comunque di conforto, è comunque di rasserenamento, laddove invece molto spesso una pena terribile è quella dei dannati che vengono puniti e costretti a stare l'uno di schiena all'altro. Qui non c'è modo di avere rapporto di simpatia con gli altri. E infine l'ultimo estratto che vi presento, e poi chiudo, è uno di quelli che ho tradotto per il nostro libro. E perché ho scelto questo? Beh, perché questo è uno dei passi che più, secondo me, ci fanno capire perché questo testo è interessante, apprezzabile, e lo è, secondo me, per la vividezza delle descrizioni, per il pathos che raggiunge l'autore.
Dunque, nel brano in questione, versi 448, 49 e seguenti, vi leggo anche i due versi che non trovate qui, no? Nei versi precedenti lui dice: che spettacolo orrendo e cupo, tutto è dolore e tetraggine, tutto rimbomba di incessanti lamenti. E qui attacchiamo col testo che vedete. Ho visto anime commiserevoli terribilmente provate, ho visto terrificanti carcerieri urlare come cani e precipitarsi a dilaniare l'anima dei prigionieri, che soltanto osassero avvicinarsi alla porta per trarne un piccolo sollievo e un momentaneo alleviamento delle pene. Sono peggiori di ogni sorta di punizione, maltrattamento e tormento queste guardie della prigione, veri e propri portinai dell'Ade, piloroi, pilori tuavi. Hanno uno sguardo spietato e altero, dalle narici spirano fiamme di un fuoco inestinguibile e affilano i denti come belve selvagge e squartano anime che sono già morte. Ecco, anche su questo passo si potrebbero dire tante cose. Io mi limito a dire che è venuto il momento, forse, secondo me, di riprendere il discorso anche sulla lingua, lo stile, le fonti dell'opera di quest'opera di Glica, proprio perché, come diceva prima il collega Luciani, negli ultimi anni abbiamo la fortuna, fortunatamente, ecco, sono comparsi numerosi strumenti che non erano disponibili ovviamente ai tempi del Krumbacher, ma neanche di Zoulakis e degli altri pochi studiosi che hanno avuto per le mani questo testo, che vi hanno dedicato qualche attenzione. Quindi abbiamo dei lessici più affidabili, penso innanzitutto all'LBG, abbiamo delle grammatiche, la grammatica Cambridge, abbiamo delle storie della lingua. Quindi anche la disponibilità di tutti questi nuovi strumenti invita, secondo me, o stuzzica il traduttore a occuparsi di questo testo. Vi ringrazio. Grazie mille Luigi per averci presentato un lavoro che è davvero un lavoro in corso, e anche per avere in un certo senso esserti saldato all'intervento di Marco con la valorizzazione del rapporto tra appunto il greco volgare e il greco classico, le fonti dell'uno e le fonti dell'altro. Io molto velocemente passo la parola alla dottoressa Francesca Vuturo, che è al momento Visiting Research Fellow presso il Wolfson College di Oxford nell'ambito di un progetto ERC Documenting Multiculturalism, un progetto relativo al corpus di documenti normanni e svevi in Sicilia. La dottoressa Vuturo si è addottorata, ha studiato e si è addottorata sotto la guida di Renata Lavagnini presso l'Università di Palermo, e qui mi fermo e le lascio molto rapidamente la parola. Grazie Francesca. Io molto rapidamente, tu hai il tuo tempo naturalmente. Grazie professoressa per la presentazione, grazie anche alla professoressa Carpinato per avermi invitato a partecipare a questa tavola rotonda, perché mi ha costretto benevolmente, in un certo senso, a riprendere in mano due testi a cui sono molto legata, perché ho dedicato anni di studio già a partire dalla mia tesi di laurea. Mi confermate che vedete il PowerPoint, giusto? Mi sentite? Mi sentite, giusto? Sì, sì, tranquillamente, benissimo. Ok, perfetto. Allora, cominciamo. I due componimenti dal titolo Sinasserio delle nobildonne e delle assai oneste dame e la lode delle donne sono opere anonime, tramandate una di seguito all'altra da un unico codice manoscritto e ascrivibili alla produzione dell'isola di Creta della metà del XV secolo. A dispetto del titolo, si tratta di poesie satiriche e, nello specifico, dal contenuto fortemente misogino. Il titolo della prima opera, Sinassario, si richiama esplicitamente al libro della liturgia orientale contenente brevi testi geografici, ma con un palese rovesciamento ironico questo termine designa un registro, una rassegna di vite esemplari di donne. L'intento dichiarato dell'opera
è quello di svelare la vera natura delle donne attraverso il ricorso a episodi tratti dalle Sacre Scritture o a brevi narrazioni paradigmatiche provenienti dalla letteratura e da tradizioni relative a personaggi storici e mitici, in cui le donne hanno fornito prova della loro malizia ingannando gli uomini o macchiandosi di qualche atroce delitto. Per quanto riguarda la lode, invece, il contenuto è piuttosto semplice e schematico. L'autore si propone di descrivere, per quanto gli è possibile, i vizi femminili e la loro natura, e per farlo specifica che suddividerà il suo componimento in relazione alle tre tipologie di donna che ognuno conosce, ovvero fanciulle, donne sposate e infine vedove. Nel componimento le donne sono giudicate negativamente in base a quello che dovrebbe essere il loro ruolo nella società e nella famiglia e sono protagoniste di vivaci situazioni di vita quotidiana e di vicende, talora ai limiti del grottesco, in cui, attraverso un forte espressionismo linguistico, ricorrono costantemente i temi della lussuria e dell'infedeltà coniugale. Sono due opere che, a parte la misoginia di fondo, presentano contenuto e caratteri diversi, e anche l'approccio ad essi, sia per l'edizione critica di entrambi che ho curato, sia per la traduzione, è stato differente. Sintomo di una corrente misogina, che come un filo sottile attraversa un buon numero di testi di ogni epoca, il Sinasserio e la Lode costituiscono, e non solo nel panorama greco, un paradigma esemplare di quel caotico mescolarsi e confluire di differenti sollecitazioni culturali da cui si sono originate le prime esperienze letterarie in lingua volgare in Europa. A questo punto vorrei enucleare alcuni aspetti fondamentali delle opere in lingua greca volgare, anche in rapporto alla coeva produzione in altre lingue in ambito occidentale, e dei quali chi traduce deve necessariamente tener conto, e di cui in parte, avete già detto. Anzitutto, le opere della letteratura volgare dei primi secoli non hanno tutte una comune caratteristica. Esse vanno studiate tenendo conto del milieu in cui sono state ideate ed elaborate. Ad esempio, l'isola di Creta, da cui proviene buona parte dei testi della letteratura greca volgare, va considerato un caso a sé. Come è noto, infatti, l'isola si trovò sotto il dominio veneziano per più di 4 secoli, dalla Quarta Crociata alla caduta in mano turca. E questo ne condizionò le sorti dal punto di vista politico, ma anche, e direi soprattutto, sociale e culturale, per il suo rapporto privilegiato con la cultura occidentale e in particolare con l'Italia, dalla quale recepisce moduli e temi. Inoltre, i testi in lingua volgare greca, come accade per la produzione letteraria romanza dei primi secoli, non sono quasi mai degli originali. Hanno uno o più modelli, spesso costituiti essi stessi da volgarizzamenti, ovvero da trasposizioni in lingua volgare di altre opere. Quando si affronta il loro studio, spesso ci imbattiamo pertanto in autori che adattano e rielaborano, quando addirittura non copiano, temi e opere che altro non sono che traduzioni o trasposizioni in lingua di testi assai noti. Nel caso del Sinassario, ad esempio, i modelli sono occidentali o orientali, ma di mediazione occidentale, ma nell'opera confluiscono anche testi letterari o elementi popolari tipicamente greci. Terzo aspetto, la tradizione spesso non è solo scritta, ma esiste una componente di oralità che non va sottovalutata. Su chi fosse il destinatario di tali opere il dibattito è ancora aperto. Erano opere probabilmente destinate alla recitazione, in cui l'esigenza della performance ne condiziona lo stile, come sembrano mostrare frequenti interventi dell'autore in prima persona. Infine, in apparente contraddizione con quanto prima si è detto, si tratta comunque di opere originali, perché piegano e adattano i temi e i contenuti alla realtà del luogo e del tempo, fornendoci, soprattutto penso alla Lode, il quadro realistico e vivace di una società e costituendo una fonte ricca di informazioni sulla vita quotidiana dell'epoca, al pari delle numerose opere sui costumi delle donne presenti in altre letterature medievali. Si tratta pertanto di testi complessi, per i quali, a mio avviso, è sempre necessario al lettore il supporto di un'introduzione, di note puntuali al testo e di un glossario. La traduzione allora che funzione avrebbe? Non so se alla fine di questo dibattito verremo a una soluzione condivisa, ma cercherò di illustrarvi la mia esperienza. Io stesso ho seguito 2 approcci differenti nel tradurre 2 componimenti e cercherò di spiegarvi anche i motivi delle mie scelte. Per esigenze di tempo vi illustrerò solo un paio di casi, dai quali si evincono le scelte effettuate in un caso o nell'altro. Per quanto riguarda la Lode, ho optato per una soluzione piuttosto audace, assolutamente criticabile, ma ho pensato che la traduzione dovesse avere lo scopo di riprodurre lo spirito del testo, nel contenuto, in tutte le sue imperfezioni di stile e di registro, ma anche nello scopo, fornendo al lettore un testo divertente e gradevole. Così, per quanto riguarda la lingua, ho abbandonato l'italiano corrente, ma mi sono ispirata alla lingua dei testi della letteratura comica e satirica italiana del 300 e del 400. E ho mantenuto il verso
originale, ovvero l'ottonario rimato, anche in italiano, perché volevo restituire la musicalità del testo. Nonostante l'opera, che certamente non aveva pretese letterarie, presenti dei versi assai maldestri e rime spesso imperfette. La traduzione è quindi esplicativa e non sempre letterale, poiché ciò non sarebbe servito, a mio avviso, a rendere comprensibile il testo. Per chiarire infatti alcuni punti, come già detto, interviene l'apparato di note che ritengo fondamentale tanto quanto la traduzione. Uno dei motivi per cui ho optato per questa soluzione, che ripeto non è certamente da tutti condivisibile, è stato infine quello di aggirare il turpiloquio, perché il lessico che usa l'autore nel definire le donne è davvero impietoso. Ho scelto di presentarvi un esempio della lode, in cui si descrive nel dettaglio la pratica dello scortico, la depilazione del corpo e le relative tecniche utilizzate. Leggo brevemente la traduzione. Hanno ancora quest'altra cosa che hanno detto proprio a me. Quando di pel son coperti i lor sordi dilacerti, chi li netta con il filo e così tira via il pilo. Altre mettono un unguento, le fa calve al lor talento, di pel vane ben lisciate, ecco vedi le dannate. Di poi alcune hanno bisogno che le schiave siano d'attorno e lo scortico lor fanno, credo in quelle senza danno. L'apparato di note contribuisce a spiegare passi poco chiari, come la tecnica della clostì, ovvero del filo attaccato al fuso per tirare via i peli, che si richiama ad una pratica orientale in uso ancora oggi e che consiste nell'utilizzare un filo di puro cotone arrotolato sopra un ciuffo di peli disordinato, consentendo di strapparli ad uno. Nella letteratura occidentale, in particolare dai libri di ricette e dai trattati sugli ornamenti femminili, sono note altre pratiche epilatorie, più comuni eppure citate in questo passo, che prevedevano il ricorso a rudimentali rasoi, lo scortico appunto, o a creme e unguenti più o meno abrasivi. Dal punto di vista della traduzione vorrei evidenziare i seguenti punti. Ai versi 59-61 il passo recita letteralmente: alcune mettono un unguento per diventare sampsifin, come un sassolino, morbide e scorticate. Ho scelto di rendere con l'aggettivo ben lisciate il riferimento al sassolino e sacrificare il participio egadarmenes, letteralmente scorticate, mettendo il riferimento allo scortico più in basso, dove letteralmente la traduzione sarebbe: hanno bisogno di altre donne per radersi, le tengono per le gambe e fanno loro la guardia. Che cosa da ridere. Nelle note alle singole parole viene comunque data la traduzione puntuale, ma anche, quando presente, un riferimento a un'altra opera che possa contribuire all'interpretazione. In questo caso, ad esempio, la presenza di donne che prestavano il loro servizio per le pratiche estetiche è chiarito da un passo del Corbaccio di Giovanni Boccaccio che potete leggere qui sulla slide. Passiamo al sinassario. In questo caso ho deciso di mantenere la traduzione più letterale e di non riprodurre il decapentasillabo rimato, sebbene in un primo tentativo di traduzione che conservo ancora in un cassetto ho tradotto il sinassario in decapentasillabi rimati a coppie. Ma ho pensato che, visto che il sinassario, come già detto, ha un carattere differente dalla lode, una traduzione più letterale era più indicata. Infatti si presenta una rassegna di esempi noti, molti dei quali hanno un riferimento letterario, mitico o di tradizione popolare più chiaramente rintracciabile. Quindi una traduzione più letterale poteva contribuire al confronto col modello. Tra l'altro, nella mia edizione, alla pagina di sinistra, prima sopra l'apparato critico, ho inserito anche un apparato di fonti, che può essere anche utile al lettore. Vi mostrerò ad esempio un divertente passo relativo ad Aristotele, che il lettore greco non avrebbe potuto comprendere. Secondo la leggenda accolta dal sinassario, Aristotele, innamoratosi di una delle amanti di Alessandro Magno, fu da costei crudelmente beffato alla presenza dello stesso re. La donna, in cambio del suo amore, convinse il filosofo a cedere una ridicola richiesta, quella di mettersi i carponi e farsi cavalcare, portando addirittura il morso e la sella. Questa leggenda, probabilmente derivata da una tradizione novellistica orientale, dal XIII secolo fece il suo ingresso nel mondo occidentale ed ebbe una fortuna straordinaria, tanto che si trova ampiamente attestata sia nel mondo neolatino che in quello germanico, e non solo in ambito letterario, ma come potete vedere anche in quello artistico. Nel passo che vi presento, l'autore introduce la storia invitando a parlare direttamente Aristotele. L'originalità della narrazione risiede nel fatto che il filosofo, in uno stesso verso, è appellato dapprima Stoteli Megatammasté, ovvero grande Stotele, che corrisponderebbe, come verrà spiegato dopo dall'autore, al nome originario, e successivamente Afenzi Aristoteli.
rispondente invece al nome proprio con cui è stato battezzato dalla tradizione. Come se la storia non fosse del tutto chiara al suo pubblico, più avanti si chiarisce il concetto in modo ancora più esplicito, affermando che il filosofo, chiamato inizialmente soltanto Stutele, proprio a causa di questo episodio e per l'Harry della donna, acquisterà il nome con cui è noto, ovvero Aristotele, una sorta cioè di spiegazione paretimologica del suo nome. L'esigenza di tornare più volte su questo inedito, divertente gioco di parole è dovuta probabilmente al fatto che il particolare dell'Harry è assente nella sterminata tradizione relativa ad Aristotele. Per comprendere il passo, allora, ci viene in soccorso un riferimento che l'autore doveva conoscere, forse indirettamente, nella novella 115 del 300 novelle del Sacchetti, quella di Dante l'Asinaio, in cui quest'ultimo recita i versi della Divina Commedia, storpiandoli e facendo infuriare il sommo poeta, con l'inserimento di Harry, ovvero inserendovi il grido di incitamento per le bestie da Soma, lo stesso che si incardina nel nome del grande filosofo. Quel che è certo è che soltanto per pochi, e di lingua italiana, questo passo poteva essere comprensibile, tant'è che il primo editore del Sinassario, ovvero Karl Krumbacher, non lo comprese affatto e nella sua edizione pubblicò Arisofestoteli, considerandola un'unica parola e quasi un errore dello scriba. Per concludere e rispondere in breve al secondo quesito posto dalla presente tavola rotonda, a chi si è rivolta la mia traduzione? Quando ho pubblicato la lode devo dire che il mio destinatario, lettore ideale, era il filologo romanzo. Ho raccolto per anni e letto tanti testi quattrocenteschi nella vana ricerca di un modello più diretto della lode, tanto da sperare che se il libro fosse arrivato a un esperto di letteratura italiana mi sarei giovata del suo aiuto. Inviai pertanto il volume a Emilio Pasquini, uno dei maggiori esperti di letteratura italiana del 300 e 400, scomparso purtroppo un paio di anni fa. Ed egli mi confermò, anche se la cosa non mi confortò per niente, che i testi italiani che citavo nella mia edizione erano anche i soli che venivano in mente in relazione al mio testo. Sono però felice di averlo fatto, perché difficilmente si tratta di discipline che possono dialogare tra loro. Credo che la casa editrice Rubettino, già citata, e la collana Medioevo Romanzo Orientale, sia l'unica ancora oggi che dà spazio a testi medievali meno noti come appunto quelli in lingua greca e al confronto con gli stessi nelle altre lingue, diciamo gli stessi della stessa epoca. Ritenendo infine che lo studio di questi testi presenti problemi interpretativi spesso assai complessi, la traduzione è necessaria per guidare il lettore comune alla comprensione e allo spirito di opere poco note, ma inoltre fondamentale per suscitare curiosità nei giovani studenti di letteratura medievale o anche di lingua neogreca, che spesso non possono accedere a queste opere proprio per le difficoltà che presentano. Grazie. Grazie a te Francesca per questa relazione che ci ha incuriositi moltissimo e ha suscitato grande attenzione in tutti e io molto velocemente, da parte mia naturalmente, passo la parola alla professoressa Carpinato che, come dicevo in principio, non ha in realtà alcuna necessità di essere introdotta qui, è professoressa ordinaria di lingua e letteratura neogreca all'Università Ca' Foscari a Venezia, dove è prorettrice della terza missione, e quello che oggi qui si fa è di fatto terza missione, è stata vicepresidente dell'Ateneo Veneto dal 2018 al 2021 e del suo lavoro vorrei oggi ricordare solo un aspetto: la vera e propria battaglia durevole che la professoressa ha condotto per la difesa del greco e del greco moderno nelle scuole, che sono veramente la vera linea di resistenza, ecco, io credo. Quindi grazie mille Caterina, e a te la parola per il tuo intervento conclusivo e le conclusioni. Grazie. Siamo arrivati proprio alla fine di questo pomeriggio che io mi sono molto goduto, perché finalmente mi ha riportato anche vicini un po' di amici, colleghi, testi e parole che io ho molto amato sin dalla mia fase di formazione universitaria. E quindi mi faceva veramente molto piacere avervi tutti qui in questa sala dove il Tintoretto ha voluto lasciare, nella sala dell'Ateneo Veneto, il principe dei traduttori con San Girolamo. È uno dei tesori di questo splendido centro che ci ospita, che come da sempre, sin dalla sua fondazione, ha aperto queste sale meravigliose al dialogo e alla
intercomprensione. E qui moltissimi numeri della rivista Ateneo Veneto sono dedicati anche alle edizioni di testi greci medievali e di testi in volgare, perché Emilio Tesa discuteva con Tipaldo, per esempio, del nuovo testo sul teatro cretese. Insomma, è un posto dove a Venezia sempre il dialogo è stato aperto e uno dei dialoghi principali ovviamente si effettua attraverso la traduzione letteraria, quindi parlare con altri e parlare anche attraverso i tempi. Noi volevamo fare per questa tavola rotonda, Giovanni ed io, una presentazione di un testo che è il Pulologus, un'altra contesa di animali che poi alla fine non abbiamo presentato, ma contemporaneamente durante questi mesi molto difficili della preparazione di questa tavola rotonda e del 24esimo convegno internazionale di studi bizantini, ho avuto una fortuna straordinaria, quella di poter riprendere in mano la mia tesi di dottorato e la traduzione di una traduzione. E quindi è divertente ragionare adesso qui e concludere in questo modo dicendovi che grazie alla tenacia, alla volontà della dottoressa Elisa Bianchi, che ha dedicato tanto tempo della sua vita ad un dotto greco di origine zantiota, Dimitrios Zinos, copista e consulente editoriale per la Casa dei Niccolini da Sabbio, che ho ripreso in mano la sua straordinaria Batrachomiomachia in decapentasillabi e l'ho ritradotta in italiano. E questa Batrachomiomachia, come sapete, è il principe dei componimenti parodici con protagonisti gli animali, che stasera abbiamo visto più volte nella tradizione parodica, ma anche nella tradizione didascalica, perché la traduzione e l'interpretazione dei testi attraversa sempre anche questo approccio con l'allegoria degli animali. E il Batrachomiomachia, essendo stato attribuito al divino Omero, ha avuto una straordinaria fortuna, come testimoniano i numerosissimi codici del testo pseudomerico che ci è pervenuto. E tra l'altro è anche una delle prime edizioni a stampa in greco nel 1474, ma anche a Venezia nel 1486 la Batrachomiomachia esce in greco antico con delle glosse interlineari in rosso che appartengono allo scriptorium di Michele Apostolis, ben noto bizantino, ben noto nell'ultima fase della storia di Bisanzio, quando questa eredità di Bisanzio arriva a Venezia, quasi alterum Byzantium, e queste glosse di Michele Apostolis sono state integrate nel testo rielaborato in decapentasillabi di Dimitrios Zinos. Quindi consegniamo finalmente alla stampa la prima traduzione dal greco medievale, greco rinascimentale, in italiano di un testo pseudomerico, e quindi sono veramente molto grata a tutti voi per essere stati presenti fino a quest'ora della sera all'Ateneo Veneto, a tutti voi che avete accettato di venire da tanti posti anche lontani d'Italia per dialogare insieme a me, insieme alla città, insieme a chi ci vedrà adesso, ma anche in seguito alla registrazione di questo di questa serata, sulla funzione della traduzione letteraria anche di testi così particolari, che sono divertenti, didascalici, riprendono temi dell'Oriente, riprendono temi dell'Occidente, proprio per rileggere insieme e rivalorizzare e riconsiderare quanto tutti noi siamo abbastanza bizantini, oltre che greci. E quindi grazie infinite, grazie a tutti, e anche io voglio rivolgere un pensiero affettuoso ad una persona che sarebbe stata qui molto ed è stata presente durante questa nostra conversazione, che è la Francesca Rizzonervo, che con il suo Stephanitis et Nilantis ha riaperto il dialogo tra Oriente e Occidente nella tradizione letteraria tardo-bizantina e greco-volgare. Grazie molte.
sembra anche particolarmente interessante che ce l'abbiamo fatta anche in questa forma a distanza, perché in questo periodo così doloroso che abbiamo attraversato e che in parte stiamo ancora attraversando, comunque abbiamo imparato delle cose che ci servono per il presente e per il futuro. Grazie ancora. Grazie a tutti.